Ed eccoci tornati in diretta ancora per altri approfondimenti di cronaca, poi nell'ultima parte insieme parleremo di sport, però in questa seconda parte insieme andremo come di consueto a fare il nostro dibattito politico non al tavolo ma quest'oggi collegati. I miei due ospiti, benvenuta Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutte e a tutti. E benvenuto al sindaco di Latisana Lanfranco Sette. Grazie, buona giornata. Ed eccoci qua, insomma, per parlare chiaramente di un argomento, su tutti un argomento che vi ha visto anche dibattere a suon di comunicati. Parto proprio dall'ultimo comunicato della consigliera Capozzi per quanto riguarda l'ultima dichiarazione che c'è stata da parte del sindaco, che non l'ha trovata d'accordo. Ecco, chiariamo questa posizione così poi diamo la possibilità al sindaco di Latisana di dire la sua. Allora, voglio iniziare col dire che mi ha lasciato basita e perplessa la dichiarazione fatta dal sindaco di Latisana 7, perché ritengo che la libertà di opinione, anche l'espressione di tesi diverse, è legittima ed è costituzionalmente garantita. Anzi, ritengo che possa, se non altro, arricchire il dibattito. Quindi anche attraverso il mio comunicato ho voluto stigmatizzare, ecco, questo intervento, e non me ne voglia il sindaco di Latisana. Ma facendo un passo indietro voglio anche partire un po' da tutta quella che è la vicenda, ecco, perché se no parliamo soltanto un po' della parte finale. Il Tagliamento è un fiume che rappresenta un unicum, l'unico fiume in Europa libero da sbarramenti, che è preso ad esempio anche dagli studiosi di tutto il mondo. Ora, quello che si vuole fare sono delle opere impattanti, opere che noi riteniamo inaccettabili, e quindi per questo abbiamo espresso la nostra contrarietà. Siamo partiti innanzitutto da un'opera che è quella anzi è l'unica prevista ed è contenuta nella delibera di giunta la numero 530 dell'11 aprile, con il quale veniva appunto veniva previsto una traversa laminante con paratoie piane e luci mobili adiacente al ponte di Dignano. Fortunatamente a quell'opera si è fatti un passo indietro, perché dopo 3 mesi la giunta ha dichiarato di voler invece procedere con un'opera diversa che non è prevista nella delibera di giunta, tra l'altro una delibera di giunta di cui avevamo chiesto il ritiro attraverso una mozione di cui ero prima firmataria e che è stata sottoscritta da tutta l'opposizione e bocciata, e quindi si passa ad un ponte traversa, un'opera nuova, ma quello che lascia ancora più perplessa è proprio la confusione in cui versa questa amministrazione regionale, perché abbiamo visto che adesso si vuole un ponte traversa e, stando alle dichiarazioni dell'assessore Scoccimarro, dettato dalla necessità della presunta pericolosità del ponte stesso, quando a settembre del 2023 per lo stesso ponte sono stati ottenuti 46 milioni dal Ministero per consolidarlo, per ampliarne il sedime, per prevedere 2 corsie di emergenza e una pista ciclabile. Quindi siamo di fronte a delle contraddizioni immani, e quindi viene facile immaginare anche lo stato di confusione che regna tra i cittadini, anche rispetto a questo grido di allarme di un possibile crollo del ponte di Dignano, su cui aspettiamo ancora delle spiegazioni da parte dell'assessore. Pertanto io sono intervenuta rispetto alle dichiarazioni del sindaco 7 perché alla stregua di altre persone, di altri rappresentanti politici, mi trovo contraria a queste opere, e non perché mi sono alzata e ho detto che quell'opera non era giusta, ma perché parliamo di opere impattanti
E a questo voglio aggiungere un ulteriore dettaglio: sono opere contestate dai cittadini, ma anche da amministrazioni dello stesso colore politico della giunta regionale, e parlo di Vignano e di Spilimbergo. E rispetto a questo tema, nel corso del tempo, anche la stessa Lega si è espressa contro opere impattanti di questo tipo. Infatti, voglio ricordare ai cittadini che ci seguono da casa che la rete tiene memoria, perché quando l'attuale senatore Dreosto era assessore di Spilimbergo, si oppose alla traversa Spilimbergo perché riteneva che si trattasse di una colata infinita di cemento, quella volta la chiamava diga. E quindi quando oggi dichiara che chi esprime una tesi diversa, o comunque che non vuole opere, e quindi dice che è un terrorista, voglio ricordare che quella volta era terrorista anche lui, perché dice le stesse cose che diciamo noi oggi. Questo è un po' il quadro che ci ha fatto la consigliera, molto approfondito, che è andata anche a risalire a ulteriori questioni per poi tornare a quanto è accaduto recentemente. Ecco, la risposta ovviamente la lascio tutta a lei, Sindaco. Grazie, buongiorno. Il tema è partito non da una nostra contestazione generale tesa a impedire dichiarazioni o manifestazioni di idee, quelle sono legittime. Il problema è che noi abbiamo risposto a una serie di dichiarazioni di boutade, tra cui una di un giornalista recentemente sulla Stampa Nazionale che ha detto alla fine spostate la Tisana. Questa è una dichiarazione, è una chiara provocazione che si inserisce in un clima di esasperazione a cui è sottoposta non solo la comunità di Latisana, ma tutto il territorio che nel 65-66 ha già subito purtroppo un'alluvione devastante con 11 vittime e una disperazione che purtroppo ricordiamo tutti benissimo. Quindi il 22 agosto noi abbiamo fatto un consiglio comunale, hanno partecipato quasi 10 sindaci, una decina di comuni, con i sindaci presenti in sala qui da noi, per evidenziare che la situazione non è più procrastinabile. L'autorità di distretto dagli anni 2000, e intendo anno 2000, ha iniziato un iter che ha visto prima stabilire delle casse di espansione nel medio corso perché era necessario, poi questo è stato superato con dei ricorsi, con delle prese di posizione, è intervenuta allora l'autorità giudiziaria sede amministrativa, si è poi previsto la traversa, il ponte traversa, che non è una diga, a Pinzano, che era stato tra l'altro indicato come un'opera di laminazione che si sarebbe dovuta realizzare nel periodo dal 21 al 27, quindi diciamo finalmente avevamo trovato noi di questo territorio della bassa occidentale diciamo, un chiaro provvedimento che peraltro era stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi parliamo di atti ufficiali con grandissimo valore amministrativo e legale. Se non che questo provvedimento è stato cambiato a dicembre del 22, sempre dall'autorità di distretto, senza informarci, noi abbiamo ricevuto la comunicazione, per cui è stato previsto il ponte traversa a Dignano. Noi in tutto questo periodo non siamo stati fermi, abbiamo promosso incontri a tutti i livelli che si sono effettivamente tenuti, vi risparmio l'elenco. Sta di fatto che abbiamo chiesto, ottenuto nel febbraio del 2023, di presentare questa alternativa che noi non volevamo perché noi eravamo per la traversa di Pinzano. Però, posto che è necessario laminare nel medio corso, abbiamo chiesto, ottenuto 3 incontri sul territorio, a Latisana, a Varmo e a Colloredo,
di Monte Albano, dove sono state incontrate tutte le decine di amministrazioni comunali rivierasche rispetto al fiume Tagliamento, e sostanzialmente abbiamo raccolto, ne parlano i verbali di queste riunioni, un accordo per cui abbiamo in qualche modo, tra mille difficoltà, tra mille delusioni, tra mille preoccupazioni, ottenuto un provvedimento che indicava questo tipo di soluzione. Ora, dopo questo iter così complesso e sofferto, abbiamo un movimento trasversale che punta a bloccare anche questo provvedimento. Abbiamo in realtà un primo finanziamento di 30 milioni che serve a realizzare quest'opera, e c'è una serie di azioni di contrapposizione che vanno a tutti i livelli, dal punto di vista ideologico, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista popolare, anche se devo dire la cosa ormai è riconducibile a una serie di iniziative dei soliti noti, tipo questo giornalista che non ha altro che dire spostate la Tisana, non sapendo che in realtà la civiltà si è sviluppata dagli albori lungo il corso dei fiumi, lo sappiamo tutti, credo sia una cosa elementare da conoscere, così come anche il porto fluviale della città di Latisana ha dato un contributo formidabile ad un'amplissima zona territoriale, è un fatto storico, per cui dire adesso spostate Latisana, ripeto, è una provocazione che impone al sindaco di un comune che viene così sottoposto a una serie di azioni e controazioni esasperanti. È chiaro che noi a questo punto abbiamo indicato come sia necessario che l'autorità giudiziaria, tutte le autorità, quindi anche il prefetto, facciano rispettare leggi e regolamenti. Ma questo è un atto dovuto, lo sa bene anche il consigliere Capozzi. Il sindaco di Genova, per un'alluvione devastante che ha purtroppo anche in quel caso prodotto delle vittime, ha subito, l'allora sindaco, una condanna penale pesantissima che ha consentito di evitare il carcere a quel sindaco solamente perché ha fatto un patteggiamento che gli ha consentito di accedere ad un rito alternativo che per un sistema premiante ha portato la condanna da oltre 5 anni a 3 anni e mezzo, perché sono morte delle persone e andavano fatte delle azioni di messa in sicurezza preventive, cosa che qui continua a non essere fatto. Allora, la laminazione nella parte centrale va detto ai cittadini, perché non possiamo depistarli e disinformarli. Guardate le immagini delle piene, è una situazione drammatica. Io vi invito, quando speriamo non accada più, ma purtroppo è quasi certo che accadrà, e anche a breve, perché i periodi sono quelli soprattutto autunnali e invernali. La piena qui porta a 9,50 metri l'acqua, che è sopra i tetti della città. Se dovesse uscire l'acqua per una rottura arginale alla Tisana, io vi risparmio il dato del numero delle vittime, perché non voglio creare allarme sociale al di là di quelle che sono le procedure in cui questi dati sono già circolati, quindi è noto a tutte le autorità. E il livello di devastazione da un punto di vista di danni sarebbe devastante per tutta la regione, ma basta vedere cosa è successo pochi mesi fa in Emilia-Romagna. Allora, le ultime piene, ad esempio nella città di Vicenza, hanno dato prova provata, definitiva e innegabile che la laminazione, in quel caso con delle vasche di laminazione, hanno consentito di salvare la città. Ora, noi stiamo parlando di sopravvivenza non solo di un territorio, tra l'altro alle porte di Lignano. Se capitasse come nel 65, i primi di settembre, l'alluvione, noi a Lignano adesso abbiamo 100-150 mila persone, non sono più i tempi di quegli anni. Qui ci giochiamo veramente dei profili di responsabilità
molto seri, ma direi anche giustamente, perché le popolazioni eleggono dei propri rappresentanti, i quali devono innanzitutto metterli in sicurezza. Quindi non facciamoci trascinare da aspetti ideologici. Peraltro la traversa, non essendo una diga, non impedisce il deflusso delle acque lungo il corso del fiume Tagliamento. Semplicemente quando superano una certa portata le trattengono per un certo periodo e una certa quantità a monte per farle defluire più lentamente, in modo tale che non ci sia la piena devastante. Ma attenzione, la traversa di Pinzano, così come anche il ponte traversa di Dignano, prevedono questi bacini di laminazione in alveo attivo, cioè noi non invadiamo nessun territorio che non sia già alveo del fiume. Abbiamo fatto 12 studi di caratura internazionale in cui è intervenuto il WWF, sono intervenute tutte le istituzioni e organizzazioni anche di protezione ambientale, e sul fatto della laminazione non c'è più nessun dubbio, per cui assistiamo a delle prese di posizione tipo sposta la Tisana, che capite, ho fatto una controbattuta, una controdeduzione, forse anche eccessivamente contenuta, ma non voglio dare la stura a chi parla di polemiche. Noi stiamo semplicemente cercando sommessamente e umilmente di richiamare la realtà e l'oggettività dei fatti. Adesso quindi auspichiamo che ci sia una continuazione rapida e che questa opera di laminazione avvenga nei tempi più rapidi possibili. Ne va della vita non solo di un territorio, ma dell'incolumità di una ampia parte di popolazione di questa regione. E io direi anche ai rappresentanti della regione, per cui anche alla consigliera Capozzi, cerchiamo tutti nei propri ruoli di non sprofondare in una frattura fra le comunità. Non si può arrivare a un punto in cui viene meno la solidarietà e ci si dice spostate la Tisana, che questo è un fatto che ferisce nel profondo i friulani e tutti i nostri corregionali, per cui procediamo urgentemente con questi atti, facciamo le opere di laminazione il prima possibile e cerchiamo di guardare avanti con una prospettiva di salvaguardia dei territori e soprattutto dell'incolumità, come è avvenuto ad esempio a Vicenza, che citavo prima. Capozzi, prego. Ovviamente non mi trovo d'accordo con quanto espresso dal sindaco di Latisana e questo perché voglio fare due precisazioni. Innanzitutto i 30 milioni del viceministro Gava sono stati assegnati per l'unica opera in questo momento prevista, ovvero quella della traversa laminante adiacente al ponte di Dignano. Quindi il ponte traversa non è previsto da nessuna parte. Fatta questa precisazione, io esprimo solidarietà al sindaco Sette e nutro la stessa preoccupazione per i cittadini, ecco, a cui va garantita la massima sicurezza. Però questa sicurezza non può passare attraverso opere che sono state bocciate dagli stessi studiosi della regione nel laboratorio del tagliamento, i quali ritenevano che le opere laminanti dovevano essere scongiurate perché esprimevano dubbi sul funzionamento delle paratoie ed avrebbero presupposto un eccessivo sacrificio dal punto di vista morfologico dei fiumi stessi. Peraltro siamo in un momento storico in
in cui l'Unione Europea spinge verso la rinaturalizzazione dei fiumi, quindi appare paradossale intervenire in maniera così impattante quando ci sono opere che sono rimaste incompiute e che potrebbero essere risolutive del problema, perché il sindaco Sette sa benissimo che dal 2016 alla Tisana non sono state completate alcune opere rispetto a cui noi del Movimento 5 Stelle abbiamo spinto anche perché vengano portate a compimento. Di quelle 3 opere, l'innalzamento del ponte di La Tisana è in fase di avanzamento della progettazione, ma non è ancora stato innalzato. L'unica opera che è stata compiuta è sono stati ripresi soltanto i margini del gorgo di La Tisana. Si informi meglio. No, ho controllato prima di intervenire. Il intervenire. ponte stradale è finanziato con circa 40 milioni di euro e al momento noi abbiamo dato via a tutto il procedimento, avete dato via soltanto alla fase di l'esproprio, ma però non c'è altro. La Regione Veneto ha chiesto di rivedere l'accesso al traffico nella Regione Veneto. Noi qui abbiamo già dato l'ok di opere incompiute dal 2016. Sì, ma il ponte ferroviario è stato innalzato. Mi perdoni, mi fa finire il mio concetto che stavo esprimendo. Il tratto ferroviario è stato non vaghe, precise ed ma esatte. io sono molto precisa perché le sto dicendo che i 3 lavori previsti nella delibera di giunta del 2016, soltanto uno di quelli è stato portato a compimento, perché poi ovvero la sistemazione degli argini nel tratto finale del tagliamento alla foce, non è stato potuto, non è stato portato a compimento per il fatto che è stata modificata la portata 6 mesi fa. Guardi che sta prendendo un granchio. I lavori di diaframmatura di gorgo, quelli che sta dicendo lei a valle, quelli sono stati completati è l'unica opera con 11 milioni di euro 6 mesi fa. Il problema dell'innalzamento del ponte, che ripeto, siamo pronti, il Veneto l'ha bloccato perché loro ritengono che i 2400 metri cubi sul Cavrato determini un rischio per Bibione e quindi ritengono che prima di alzare il ponte bisogna laminare, cioè trattenere a monte la cosa. Quindi anche l'inesattezza di dire che gli uffici regionali sono contrari all'opera di laminazione è una cosa nel che laboratorio allora l'esito del laboratorio del tagliamento, dove vengono bocciate le opere di laminazione. Io ho letto quello e il ponte traversa e se c'è le traverse laminanti sono lei si riferisce al 2008 in cui sono state poi alla fine bocciate le casse di espansione del 2008, ma quello è stato a seguito di un ricorso dei proprietari che riguardava profili altri che non l'aspetto tecnico della laminazione. Per cui siamo sul vago. Io sono pronto. No, io non sono vaga perché lei mi sta parlando sopra, ma io le sto dicendo che le opere alla Tisana sono rimaste incompiute, così come si è abbandonato un progetto che fino all'anno scorso era in voga soprattutto nella parte veneta, di riprendere il canale il Cavrato per consentire il deflusso di almeno 2400 metri cubi al secondo di acqua, che sommati a quelli che consentirebbero le opere alla Tisana dovrebbero prevenire e contenere quella che è la piena di 4000 e rotti metri cubi al secondo. Quindi questi sono i dati che io mi attengo dati. 3.600 metri cubi e l'inversione attualmente sono 2.400 sul Cavrato e 1.200 sull'asta finale del tagliamento e prevede l'inversione, per cui il Veneto contesta questo aspetto. L'unico modo per evitare... E io mi chiedo, lei come sindaco sta facendo progressioni per queste opere?
Guardi, noi siamo quotidianamente, ci stiamo confrontando e stiamo collaborando. Il tema è che al di là dei 2004 su Bibbione rispetto a Lignano, il tema è che vanno trattenute proprio nel medio corso. Cioè bisogna che arrivi giù una massa d'acqua che sia comunque gestibile nei tempi, che consente di far transitare qui alla Tisana non più 4.000, perché quella era la previsione vecchia, consigliere, bensì 3.600 metri cubi. Questo era è la previsione dell'alluvione del 1966, però parliamo appunto di una portata massima che potrebbe essere contenuta con la conclusione delle opere lì alla Tisana più il canale Cavrato. Sì, Queste erano le linee stabilite dagli studiosi fino a qualche mese fa, ecco. Poi si è ribaltato tutto con delle opere ex novo, ecco. Non è così, perché se noi continuiamo a innalzare gli argini, qui andiamo ma la diaframmatura verso del tratto finale non è stata mai compiuta perché è aumentata la portata da parte dell'autorità di bacino. È stato fatto tutto quanto si poteva fare in termini di diaframmatura. Certo, si può continuare con le diaframmature che evitano la rottura degli argini, ma qua c'è un problema di una massa d'acqua. Ma quindi sta dicendo che la diaframmatura del tratto finale è stata compiuta? Perché a me risulta di no. No, è stata compiuta quella che lei sosteneva che doveva essere fatta, è stata completata a Gorgo. È l'unica opera. Sono ulteriori passi che possiamo fare, ma se arrivano 5.000 o 6.000 cubi, consigliere, lei capisce che con le diaframmature... Ma non è quella la portata prevista. No, il tema è parliamo questo. Di studi, perché poi se vogliamo fantasticare sui numeri possiamo dirne pure 10.000, insomma, e non basterà neppure la traversa laminante a Dignano a fermarla. Le posso garantire, non so dove vive lei, ma noi abitiamo qua e le posso garantire che l'ultima cosa che facciamo è fantasticare, perché annualmente e anche pochi mesi fa abbiamo dovuto affrontare una piena e le immagini che sono scorse prima hanno evidenziato come l'acqua, ce n'erano alcune prese sull'argine dove si vede i tetti delle case e l'acqua che corre sopra. Se continua a innalzare gli argini, questa situazione peggiora ulteriormente. Per cui nel momento in cui arrivano 5.500 o 6.000 cubi, qui abbiamo un dramma e una tragedia che evidentemente da quello che lei dice forse non si rende conto. Quindi il problema non è più che si deve intervenire, tant'è che spingo per il completamento di quelle opere. E l'ho fatto anche in regione. Ho chiesto come mai non era stato ancora innalzato il ponte di Latisana, come mai non era ancora stata completata la diaframmatura nella parte finale. Solo gli argini, ma il problema è diciamo limitare, laminare l'ondata di piena sul medio corso. Questo è banalmente tutti i 12 studi che ne dica siamo in condizioni di dimostrare documenti alla mano. E la laminazione che non è così perché il laboratorio del tagliamento ha proprio bocciato le opere di laminazione. Che poi lei sostenga che gli uffici regionali sono contrari, questo contraddice. Ecco, queste immagini, consigliere, le fanno vedere, queste che sono appena scorse, che la piena è più alta dei tetti delle case. Si immagini una rottura arginale in quelle condizioni. D'altra parte anche in Puglia, da dove lei proviene, sa che il fiume Picone ha subito nel 2005 una piena devastante, anche in quel caso mi risulta con effetti purtroppo drammatici, e c'è tutto un piano di interventi che viene fatto. In tutta Italia si procede, le ho citato il Veneto, in Toscana sono stati fatti interventi di laminazione che salvano le città ormai ordinariamente. Qui noi abbiamo su questo fiume, su questa realtà, di leggersi una direttiva europea che vieta, cioè che spinge verso una condizione di contrapposizione ideologica
che sta Ma non è provocando. ideologica, io le sto portando gli studi anche perché non ho le competenze tecniche per esprimere tesi a tal proposito, però io le dico che sono stati i tecnici della regione e lo studio del tagliamento a dire che le laminazioni sono da scongiurare, ma perché le responsabilità che abbiamo noi non possiamo dire non ho le competenze tecniche. Questo che le sto dicendo, i profili io di non rischio sono un ingegnere idraulico, però ho approfondito con studiosi la materia e le posso dire che ho cognizione di causa per a quello. bloccare le opere e l'ostinazione anche a pretendere di mettere a tacere. Ma se la prenda con la regione, perché sono 6 mesi che la regione cambia idea, se la prenda con i 30 anni di inerzia rispetto a questo. A un mio grido di allarme, una richiesta di supporto, lei si dichiara. Io le dico che del suo stesso colore politico l'amministrazione regionale che è al secondo mandato. Le dico che con le prossime piene alle 3, alle 4 di notte la inviterò volentieri se vuole venire a vedere di che cosa parliamo. Ma qua. io verrei a esprimere solidarietà, ma soprattutto a dire che non è stato fatto niente. Come e di che cosa può succedere? Le sto dicendo molto semplicemente e anche cordialmente di non venirci a dire di spostare la città. Per favore. Ma non l'ho mai detto, non è stata una mia dichiarazione. Per me il male quello che deve essere evitato è la territorializzazione politica e la difesa campanlistica del territorio, perché il territorio va salvaguardato tutto e nel suo intero, così come i cittadini. Ho preso posizione contro un signore che ha detto in modo, diciamo così, quasi sicuramente provocatorio: spostate la città. Ma per me è sbagliatissimo, perché la vedo come qualcosa di provocatorio e non altro. Non mi azzarderei, né voglio creare la contrapposizione tra la Tisana e quelli del Medio Friuli, né voglio che il diritto di parola è costituzionalmente garantito. Lo rispetto, ce l'ho anch'io come sindaco del comune, e le dirò anche che prima ancora il diritto alla sicurezza e alla vita delle persone è altrettanto, me lo concede, costituzionalmente garantito, lo dico in modo così. Io ne sono una fautrice, la sicurezza per me viene prima di tutto. Il modo in cui tendere alla sicurezza non è univoco. Giustamente abbiamo dei recenti precedenti, lei che è collega, abbiamo dei recenti precedenti di amministratori condannati per omicidio colposo plurimo, e al di là dei profili giuridici c'è l'aspetto morale che io non voglia mai il destino che possa sentirmi gravato da una situazione del genere, e farò di tutto fino che ho un fiato di respiro. Ma rispetto a queste sue dichiarazioni, come vede i cambi di idee fatte dalla regione negli ultimi mesi? Queste prese di posizione provocatorie e vaghe, dove mi si dice io le sto chiedendo qual è la sua posizione rispetto al cambio di idee della regione, rispetto alla serietà della problematica che lei sta esponendo. Doverle illustrare dall'ABC di che cosa stiamo parlando, perché il discorso del ponte va inserito in un contesto molto più ampio ed è uno degli assi di intervento che fanno seguito a quello che è principale, che è la laminazione. Perché se lei alza il ponte ma non ha laminato e mi arrivano 5.500, ma infatti quell'opera era nell'ottica anche del canale Cavrato, ecco, dell'attivazione del canale Cavrato. Organico di dare corso al piano di gestione. Hanno voluto togliere la traversa di Pinzano, noi siamo drammaticamente
in sofferenza avevamo un traguardo anche temporale del 2027, era una traversa che in alveo tratteneva 18 milioni di metri cubi d'acqua e avrebbe consentito un innalzamento fortissimo del livello di sicurezza. È stato cambiato con, io dico ponte traversa perché questo discorso dell'opera adiacente è in fase di chiarimento, ma credo che l'opera... Gli assessori hanno detto che quell'opera non si farà e si farà un ponte traversa. Però quella delibera non è stata ritirata perché evidentemente è funzionale all'attribuzione dei 30 milioni. Agli uffici regionali senza nessun problema dichiaratamente e pubblicamente di essere semplici nella comunicazione e di dare corso ai procedimenti, per cui con questi 30 milioni attivassero urgentemente l'azione. Ma i 30 milioni, Sindaco, sono stati attribuiti per la traversa laminante adiacente al ponte di Dignano, l'unica opera in questo momento prevista dalla giunta regionale. È anche per la progettazione, quindi se lei assieme ai suoi colleghi, tra l'altro è in itinere una convocazione della quarta commissione, alla precedente ho già partecipato, è noto anche il mio intervento in cui ho contestato duramente l'azione dell'autorità di distretto, non mi ricordo lei se era presente, credo di sì che ci fosse anche lei quella volta, mi sa benissimo di che cosa parliamo, dovrebbe esserci una nuova commissione quarta, chiedo a tutti di fare la propria parte, ma veramente va trattenuta una parte sufficiente a evitare che arrivino più di 3.600-3.800 metri cubi qui. Quindi cortesemente, lo dico in modo così, diamoci da fare e cerchiamo di arrivare all'aspetto concreto di tutto. Questo il quadro, è stato un dibattito molto intenso, io vi ho lasciato andare perché davvero sono posizioni importanti tra questioni tecniche e anche questioni sicuramente che la Regione dovrà prendere in mano, in pugno per risolverle definitivamente. Sappiamo che non sarà semplice, che è una questione delicata, però vi ringraziamo del grande contributo che ci avete dato quest'oggi. Saluto e auguro buon lavoro nuovamente al sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, e alla consigliera Maria Rosaria Capozzi. Grazie mille.